Digli di farsi la scorta, questa è una delle minacce fatte al sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito da un interlocutore anonimo con una telefonata. Zambito, sindaco di Siculiana, città degli sposi dal 2020, ha così esteso una denuncia formale a carico di ignoti presso la locale stazione dei Carabinieri. Il fatto sarebbe avvenuto qualche giorno fa, la notizia è stata tenuta sotto il massimo riservo da parte delle autorità giudiziarie, ora è trapelata e la procura ha avviato le indagini portate avanti dai locali Carabinieri. La telefonata è arrivata al cellulare di un familiare del sindaco che ha riferito il fatto allo stesso primo cittadino, che ricordiamo è anche dirigente scolastico presso un noto istituto della provincia di Palermo. Il fatto successo però non ha fermato il sindaco Zambito nella sua attività istituzionale, anzi lo sprona a fare più di prima. La vicenda è molto semplice, quindi non ho nulla da aggiungere rispetto a quello che è già stato scritto. Dal canto mio sono tranquillo, sono al comune e sto continuando le mie attività, insomma. Ecco, ma le ragioni lei non si dà una spiegazione? No, guardi, c'è le forze dell'ordine, la magistratura, mi affido a loro, ho fiducia in loro, quindi saranno loro eventualmente a fare quello che devono fare. Sicuramente non tocca a me. Io naturalmente collaborerò per le cose che posso, per le cose che so, per il resto non ho nulla insomma da aggiungere. Ecco, questo le servirà ancora per avere più sprone nelle iniziative che lei ha organizzato, tra queste l'estate siculianese, che è stata sicuramente un ottimo riscontro avuto non solo in Sicilia ma anche con gente proveniente da fuori. Io sono abbastanza motivato e rimango motivato, quindi continuerò tranquillamente a portare avanti quello che è un progetto di cambiamento che riguarda il mio paese. Lo faccio con passione, continuerò a farlo con determinazione, per cui sono qui, sono al lavoro. Ringrazio quanti in queste ore continuano a scrivermi, a chiamarmi, a esprimere la propria solidarietà. Per cui non credo che il processo in atto si possa fermare.